Se c'è una cosa preoccupante, a mio avviso, guardate, in praticamente tutte le regioni del nord, sono le regioni silenti, cioè come avviene adesso, no, in Friuli Venezia Giulia, quando c'è silenzio e dei fenomeni mafiosi non si parla più di tanto, non vengono fuori casi eclatanti, come dicevamo, di criminalità che il cittadino avverte tutti i giorni, no? Quindi magari percepisce di più appunto l'immigrazione come un problema o la crisi economica e quant'altro, ma non avverte la presenza delle mafie nel proprio territorio. E in generale anche la politica di una regione, delle amministrazioni locali tende un po' a non parlare di questi fenomeni. È proprio lì il dato preoccupante, perché poi cosa succede? Succede che vai a scavare e scopri che è come aprire un vaso di Pandora. Magari in quella regione, in quei territori, c'è un mondo nascosto di attività mafiosa sotto forma di traffici illegali che vanno appunto a riguardare gioco d'azzardo, appalti, subappalti, movimento terra, quindi soprattutto i vari settori dell'economia da cui si possono trarre profitti. E tutta questa attività criminosa, proprio perché alle mafie conviene il silenzio, va benissimo, cioè proprio continua a proliferare sempre di più, sempre di più, sempre di più, e tu ti trovi ad un certo punto che una cospicua parte di economia di una regione è in mano proprio alle attività di queste organizzazioni criminali di stampo mafioso. È questo che purtroppo avviene sotto gli occhi della gente, che però ovviamente non se ne accorge. Perché? Perché non c'è nessun caso eclatante, non c'è nessuno appunto morto o ammazzato per le strade. Il mafioso di oggi appunto non è più la persona che percepisci, che ti viene come dire a bussare alla porta e lo riconosci perché in molti casi certo ti minaccia fisicamente, ma in una città non lo avverti come può essere in Sicilia, in Calabria, in Campania, in altri luoghi dove parliamo proprio anche di livelli di criminalità molto alta. E quando c'è tutto questo silenzio, alle mafie conviene e lo Stato perde e i cittadini stessi perdono. Perdono perché, guardate, quello che perlomeno a noi è successo nella mia regione è che anche da me le mafie continuavano e continuano tranquillamente a fare i loro affari. Poi ad un certo punto arriva una procura, una direzione distrettuale antimafia un po' più brava delle altre, che ha voglia di colpire, e viene fuori un maxi processo a Emilia, un'operazione che ti porta in 448 a più di 219 imputati per 'ndrangheta in Emilia Romagna. Operazione Emilia di fine gennaio di quest'anno e fine luglio di quest'anno. Non vi dico quanti milioni di euro di beni sequestrati e confiscati, di beni sequestrati. Una cosa folle, e per cui si sta celebrando ora, proprio adesso, l'udienza preliminare, il dibattimento inizierà a gennaio, e quindi abbiamo 219 persone alla sbarra per 'ndrangheta, non perché appunto per fatti di lieve criminalità. E c'erano di mezzo tutti, cioè non è che c'erano di mezzo appunto gli 'ndranghetisti del clan Grande Aracri, quindi soltanto boss mafiosi, no, c'erano di mezzo i politici dei consiglieri comunali, i tecnici comunali che chiudevano gli occhi e davano appalti sempre agli stessi e si prestavano al gioco del clan Grande Aracri, e c'erano poliziotti, quindi esponenti delle forze dell'ordine, che non controllavano, non vigilavano e anzi facevano i favori delle cosche, giornalisti che scrivevano articoli per difendere la comunità cutrese di calabresi del clan Grande Aracri presente a Reggio Emilia, che quindi anche loro, anche i giornalisti contigui a quello che stava accadendo. C'erano commercialisti, avvocati, professionisti, tutta una rete di appunto questi professionisti e ovviamente imprenditori. Una delle cose più schifose, perché qui non si può parlare d'altro, per me è un dato schifoso del nostro paese, purtroppo, che ormai è
presente da tanto tempo è che per colpa di questa maledetta crisi economica non è più l'imprenditore, non è più il mafioso che va a cercare l'imprenditore, minaccia, chiede il pizzo, eccetera, eccetera, e cerca di costruirsi così, diciamo di prendersi un territorio, come magari gli capita di fare in Calabria, in Campania, in Sicilia, dove proprio sono da sempre così. Oggi abbiamo i nostri imprenditori, magari possono essere imprenditori friulani o da me Emiliano Romagnoli, che vanno a cercare i mafiosi, perché subissati dai debiti economici non sanno più dove girarsi, lo Stato non li aiuta e vedono nel camorrista, nell'andranghetista, che in quel momento non percepisce appunto nemmeno come un problema o come una persona lontana da te, vedono una soluzione, perché questi ti aiutano. Ti danno inizialmente soldi e magari ti danno, come guardate ne parlavamo anche prima quando eravamo in visita nel carcere di Tolmezzo, ti danno la possibilità di avere delle entrate economiche, quindi una sorta di stipendio fisso, e basta che tu magari fai il prestanome per qualche azienda di Casalesi e sei a posto. E quindi a te cosa costa, imprenditore friulano? Niente, presti il tuo nome pulito per far fare gli affari a questa gente qua. E questo silenzio è il sintomo quindi di qualcosa che non va. Per quello si parlava di dati inquietanti, perché io adesso non siamo qui certo per fare dell'allarmismo, ci mancherebbe, è solo l'occasione di stasera un modo per far capire e parlarne insieme di un dato che ormai nel nostro paese si è sparso a macchia d'olio, quindi a tutti i livelli, perché le mafie ci sono ovunque. Il fatto di parlarne, di saperle anche riconoscerle e di iniziare a percepirle come un problema da eliminare, non da controllare, da eliminare da una regione, è secondo me una prerogativa che è davvero importante per tutti i cittadini. E se non c'è una sensibilità da parte delle persone che abitano un territorio nei confronti di questi fenomeni, è ovvio che le mafie continueranno ad esserci. Il fatto di parlarne poco, di non parlarne o di non conoscere o di rendere appunto i cittadini disinformati e semplicemente inconsapevoli di quello che accade, perché appunto magari queste inchieste non vengono raccontate, non vengono spiegate da nessuno, è fatto apposta, perché in questo modo, se per voi non è un problema, loro possono tranquillamente continuare a farsi i loro beati affari e rovinare l'economia di un territorio e di un paese intero. Questo è il dato che noi stiamo percependo a livello nazionale. E anticorpi o comunque soluzioni per eliminarla, questa maledetta criminalità organizzata presente in tutte le regioni, ce ne sono di soluzioni e purtroppo tante volte ci si scontra contro un muro di gomma.